Cari, buonasera. Sono davvero felice di darvi il mio benvenuto qui al Teatro Rex del Comune di Giarre. Perché siamo qui stasera? Siamo qui per un fatto eccezionale, per un'occasione speciale. Stasera la cultura si è vestita, io lo dico a modo mio, coi tacchi a spillo. Nella sua eleganza è vicina alla Sicilia tutta, ai siciliani nel mondo, per divulgare la propria lingua come dono prezioso da tramandare da padre in figlio. Ed ecco che oggi, stasera, su questo palcoscenico, il protagonista assoluto di tutti i tempi, quale dovrà essere il libro, Romeo e Giulietta. Eccolo qui il protagonista di questa sera, è proprio lui, è un libro. Questo libro stasera si sfoglierà davanti a voi, davanti ad ognuno di voi, pagina per pagina, donandovi le proprie emozioni, le proprie sensazioni, la propria passione, il proprio amore per la lingua siciliana. E come è potuto accadere tutto questo? Sicuramente con l'amore e la passione di chi, non avendo altro che come sensazione prima e in tutta la sua vita quello di scrivere, quello di dedicare le proprie frasi, i propri pensieri, la propria attenzione culturale, ha fatto in modo che questo libro diventi una perla preziosa per la cultura siciliana. Un altro pezzo importante per la letteratura siciliana, che deve vincere la sua battaglia, direi anche la sua guerra. Noi dobbiamo riscattare la nostra lingua, il siciliano, nel mondo. Dobbiamo a tutti i costi che la lingua diventi ufficiale nella nostra terra. Ed ecco che il traslatore di quest'opera, Alessio Patti, come sempre, mettendoci l'anima e il cuore, ha fatto di quest'opera appunto un capolavoro. Romeo e Giulietta, conosciamo tutti benissimo questa storia, un amore meraviglioso. Questa è diventata un'opera mondiale grazie a William Shakespeare, è stata tradotta in tutte le lingue del mondo fino ad arrivare a noi grazie ad Alessio Patti. Ma tutto questo noi lo riscopriremo stasera con la scena, con questa presentazione di questo libro molto particolare. Sarà letteraria ma sarà anche teatrale, ci saranno degli attori, ci saranno dei declamatori, ognuno uniti gli uni agli altri da un'unica passione, l'amore per la cultura. Ma per fare questo bisogna fare dei ringraziamenti e questi ovviamente devono partire sicuramente dal comune che ci sta ospitando. Noi ringraziamo tantissimo il Comune di Giarre che ci ha patrocinato gratuitamente questa location, il teatro Rex di Giarre, e come vediamo lo stiamo adoperando per una giusta causa. Quindi io ringrazio da parte mia e da parte di tutti i presenti appunto tutta l'amministrazione comunale di Giarre, iniziando proprio dal sindaco, il dottore Angelo Danna, la dottoressa Patrizia Dionti, nonché vice sindaco da pochissimo, che io sappia, e assessore alla cultura. Vorrei ringraziare veramente con un abbraccio caloroso tutto il paese di Giarre, tutta la cittadina di Giarre che come sempre si presenta molto sensibile alla cultura. Fatto questo, dovrò ringraziare, è doveroso ringraziare chi? I relatori. I relatori stasera saranno il professore Giovanni Vecchio e la professoressa Anna Garozzo Castiglione. Chi è la figura del relatore? Io me lo sono chiesto, ho cercato una risposta. Il relatore è colui che ha quella capacità unica di entrare nella trama dell'opera, dentro la trama della persona, dello scrittore, e farne un dono prezioso,
riuscire a parlare per l'opera e per l'autore in una maniera così vicina e così emozionale che a noi, ascoltando, è proprio come se leggessimo il libro stesso. Quindi un applauso veramente ai nostri relatori. Quindi io desidero adesso chiamare a me, se è possibile, il nostro Alessio Patti. Lo chiamo perché desidero veramente ringraziarlo per questo dono immenso che ha fatto alla nostra cultura, e sarà lui stesso a porgervi le sue emozioni. Grazie Giusy, buonasera, benvenuti. Io credo che la cultura del nostro popolo e la lingua siciliana questa sera stiano ricevendo un'accoglienza particolare. E per questo io ringrazio il Comune di Giarre, le autorità del Comune di Giarre, questo pubblico meraviglioso che ci onora con la sua presenza nonostante le intemperie, e naturalmente tutte le associazioni che ha citato poc'anzi Giusy, e questa squadra meravigliosa di amici, di professori, di cantanti, di attori, di declamatori, che questa sera hanno creduto insieme a tutti voi a questo progetto. È un progetto che ha bisogno di spazio, io non rubo tempo, poche parole, vi ringrazio e ripasso la parola a Giusy. Grazie. Conoscendo Alessio già è un grande dono averlo avuto sul palcoscenico, quindi veramente siamo molto vicini alla sua emozione in questo momento. Bene, a questo punto non mi rimane altro che dare il via a quello che è probabilmente la parte più importante. Presentiamo intanto il libro di Alessio Patti, la traslazione in lingua siciliana di Alessio Patti, Romeo e Giulietta, con i relatori, professore Giovanni Vecchio e la dottoressa Anna Garozzo Castiglione. Prego, accomodatevi. Che ringraziamo il presidente della Lions Club di Giarre Riposto, onorevole Salvino Barbagallo. Grazie, grazie di cuore. Buonasera a tutti. Prima ancora di passare alla descrizione di questa operazione culturale straordinaria di Alessio Patti, anche se sono in tantissimi che conoscono l'autore di più, Alessio Patti è poeta, commediografo, drammaturgo siciliano. Il suo idioma poetico è un linguaggio genuino, senza fronzoli, scultoreo, una loquela sapienziale che è sostanza d'anima, come egli stesso l'ha definita, affrancata da tecnicismi poetici ai quali molti suoi predecessori si legarono per mostrare capacità scrittoria. E prima di Romeo e Giulietta, come tanti sapranno, ha pubblicato diverse opere, tra le quali i popolari romanzi siciliani Vicolo Sacramento e Malia e Sentimenti, tantissime commedie siciliane, tante di queste sono state rappresentate con grande successo, i libri di poesie che sono da citare quasi tutti, ma citiamo almeno la Meterra di Dincia, Magaria, La mia arma s'apre domo, e naturalmente la raccolta Chiaria in 3 volumi che contiene la somma generale di quella produzione originale di Alessio Patti. Contemporaneamente lui si è cimentato nella traslazione in lingua siciliana, perché è la lingua che lui vuole a qualsiasi costo non solo difendere, ma diffondere e salvare dall'oblio, perché ci sono tentativi di eliminazione vera e propria tante volte della dimensione linguistica siciliana. Lui non parla di dialetto, parla sempre di lingua siciliana, e quella che lui utilizza è una lingua siciliana aulica che supera la dimensione gergale di aree particolari per
assumere una dimensione di carattere generale, comunicativa, capace di essere colta da ciascuno e da ciascuno siciliano e siciliano che si trovi in qualsiasi parte del mondo. E lui, dopo aver provato questa produzione propria in lingua siciliana, si è cimentato nella traslazione di opere di grandi poeti del tempo passato e anche più recente, si è cimentato in un'operazione che qualcuno potrebbe definire ardita, quasi impossibile. Come si fa a trasferire? È una traduzione vera e propria? No. Molto spesso si tratta di entrare nell'animus del poeta, dello scrittore, per coglierne l'essenza, il valore fondamentale di quello che è il suo linguaggio e il suo messaggio. E Alessio Patti si è cimentato con ciò che lo ha più ispirato, con ciò che ha avvertito come molto vicino alla sua sensibilità umana e artistica. E da qui è venuto fuori quel famoso libro Uguale agli Dei, che abbiamo già presentato già a suo tempo con la collaborazione della professoressa Anna Castiglione Garozzo e la Società di Storia, Patria e Cultura. Quella fu, la prima opera nella quale io ebbi la fortuna di fare anche un'operazione culturale come prefazione. Ebbene, dopodiché, visto il risultato, che è stato decisamente positivo e molto apprezzato, anche se arditissimo come operazione culturale, ecco che Alessio ha scelto la strada di entrare nei classici, di fare in modo che questi classici possano essere avvertiti dalla lingua siciliana, perché è in grado la lingua siciliana, nella sua varietà, di esprimere tutto quello che il sentire umano può esprimere. E quindi lui si è cimentato certamente con opere di grande valore, ma anche con i Vangeli. Pensate, il Vangelo di Matteo e non solo, cioè ha colto il senso di quello che è il messaggio, e questo lo ha trasposto. Se voi provate a leggere una di queste opere, trovate in pieno il senso autentico, non tradito, di quello che voleva dire il testo originale, ma la traslazione che lui ne fa. E ultimamente, poi tra l'altro nell'ambito biblico, anche il Cantico dei Cantici, che è una delle parti più belle della Bibbia, ha trovato una sua operazione specifica. E poi, per quanto riguarda il grande William Shakespeare, certamente prima di Romeo e Giulietta, di cui parliamo stasera, c'è stato l'Amleto, e l'Amleto è il massimo, è il culmine di quella che è la visione esistenziale profondamente avvertita dall'uomo in questa dimensione terrena, essere o non essere, come sappiamo. E una volta che ha avuto modo di entrare in questa atmosfera, chiaramente poi si è orientato verso Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta, opera universalmente nota, di grande pregio, e tra l'altro dobbiamo dire che entrare nello stile di Shakespeare non è facile, perché è di un'estrema ricchezza e varietà. Shakespeare è un maestro del verso ed è duttile nella prosa, è abilissimo nel plasmare il linguaggio, in modo da renderlo rivelatore del personaggio nei modi oltre che nei contenuti. E in lui coesistono il senso vivissimo dell'azione giocata sul palcoscenico e la consapevolezza del valore evocativo della parola. Shakespeare sa sfruttare appieno le possibilità del teatro della sua epoca, perché era privo di ricchezza scenografica e si affidava totalmente al discorso del poeta incarnato dall'attore. E naturalmente adesso, entrando nel vivo della descrizione dell'opera, di questa traslazione da parte della professoressa Castiglione Garozzo, devo semplicemente dire che Alessio Patti ha traslato in lingua siciliana sostanzialmente l'edizione di
Romeo e Giulietta del 1599, e su questa ha effettuato una traduzione il poeta Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo, anche se è vero che l'autore, spesso per essere maggiormente fedele all'originale, ha seguito altre versioni che dall'inglese in italiano, che potessero essere capaci di far entrare ancora meglio nel vivo di quello che è il messaggio poetico di Shakespeare. Non era facile. Alessio Patti è uno dei massimi esponenti della poesia siciliana, è uno che ha nel suo animo profondamente la Sicilia, ma soprattutto è uno che crede nella lingua siciliana e nella sua capacità di poter esprimere quasi l'impossibile, cioè quello che è il massimo, il vertice della poesia stessa. E allora questa operazione di stasera è particolarmente pregevole e credo che sia il culmine di una operazione, anche se ce ne aspettiamo altre sempre dello stesso livello, perché Alessio Patti non si ferma qui, però è, ripeto, il vertice di un percorso che è stato svolto con grande impegno, con grande serietà, con grande passione, superando tutte le difficoltà di questo mondo. Io so quante difficoltà lui ha dovuto superare, però ce l'ha fatta, perché c'è la volontà, c'è la competenza, c'è l'animus fondamentale perché queste operazioni possano riuscire. Passo subito la parola alla professoressa Castiglione Carazzo. Grazie. È un'impresa audace, veramente. Lui non la chiama traduzione, la chiama traslazione in siciliano della Tragedy of Romeo and Juliet di William Shakespeare attraverso la traduzione di Quasimodo, come è stato detto. Alla sorgente della tragedia del bardo inglese è la leggenda di Piramo e Tisbe di Ovidio, quarto libro delle Metamorfosi, di quel grande crogiuolo di miti e leggende dell'Occidente. Di Ovidio c'era oggi un articolo sul Sole 24 Ore, sul Domenicale, per Ovidio molto di attualità oggi. In Ovidio, come in Shakespeare, gli esseri umani sono vittime del gioco del caso o del capriccio degli dei, e l'amore è il tema centrale, anche se modulato in forme molto diverse. Sia in Piramo e Tisbe, nella leggenda, nella tragedia di Piramo e Tisbe di Ovidiano Memoria, che in quella di Romeo e Giulietta di Shakespeare, c'è la centralità dell'amore, e di un amore tenero, gentile, appassionato e triste fra adolescenti, perché questo amore si scontra con l'ostilità delle rispettive famiglie, e quindi sono due tragedie, virgolette, del caso, che trapassano dall'idillio alla tragedia, dall'amore alla morte, entrambe le vicende. E c'è un elemento comune da cogliere in Ovidio e in Shakespeare, cioè il terrore dell'afasia, il bisogno di dire, ma questo è di tutti i tempi, tutti quelli che sono innamorati hanno bisogno di dire, di esprimere parole d'amore, e c'è la incoercibilità della parola, e naturalmente poi debbono superare degli ostacoli. Per Piramo e Tisbe questo passaggio, queste parole d'amore sono attraverso una fessura del muro che è in comune alle due case. In Giulietta e Romeo c'è il celeberrimo balcone da cui i due si parlano. Anche l'epilogo è tragico, ed è dovuto questo epilogo tragico, questo passaggio dall'amore alla morte, ad una casuale concatenazione di eventi imprevisti ed imprevedibili. Come si pone Alessio Patti nei confronti di questa notissima tragedia, come diceva il preside Vecchio? Alessio sceglie di usare il dialetto siciliano. Il dialetto, si sa, è la lingua degli affetti, della autenticità, il linguaggio familiare. Sa, con i tempi che corrono, quanto bisogno ci sia di affermare nella nostra regione il dialetto siciliano.
Diceva Italo Calvino che quello del tradurre è un mestiere al limite dell'impossibile. Il passaggio di un testo letterario da una lingua all'altra richiede una specie di miracolo. È ovvio dire che ogni lingua ha la sua struttura sintattica, i suoi fonemi, i suoi lessemi, è diversa dalle altre lingue. E il traduttore Alessio Patti si mette in gioco. E che gioco, caro Alessio? Un gioco rischioso, è già stato detto, perché il traduttore è un po' come lo psicanalista, cioè deve capire a fondo lo scrittore che sta traducendo, ne deve cogliere le pulsioni, i pensieri e anche, se ci sono, le fragilità linguistiche. Deve possedere una specie di sesto senso, cioè scegliere quali parole tradurre alla lettera, può tradurre alla lettera, abbiamo detto che ogni lingua ha le sue strutture anche foniche diverse, e quindi quali parole corrispondono, quali parole del dialetto siciliano corrispondono al testo italiano e quasimodiano. Quali parole sono identiche e quali invece sono parole diverse, differenti. Nelle note preliminari Alessio Patti dichiara che certi termini italiani li ha resi in siciliano raddoppiando due termini similari, esempio, scansa e scapola, magnifico e bello, e così via. Altri termini ha aggiunto di sua iniziativa. Dice, cito testualmente, per rendere completa la comprensione dell'azione scenica del racconto, che è come dire che il traduttore Alessio Patti ha scavato nella scrittura scoprendo anche il non detto. Traduttore traditore? Io direi piuttosto che il traduttore intraprende una lotta, un corpo a corpo col testo da tradurre per scoprire la frase, la parola, la risonanza emotiva più aderente al testo che traduce. Perché può accadere, a proposito, proprio nella fattispecie, che la parola siciliana, che magari è pregnante, rotonda, non abbia l'equivalente nella lingua italiana. E allora è questo il banco di prova del traduttore. Come nell'opera che è stata poc'anzi citata dal preside Vecchio, Uguale agli Dei, con la sua prefazione e che ho avuto il privilegio di presentare qui a Giarre nella Sala Romeo anni fa, l'eclettico Alessio Patti, tutto quello che scrive è stato detto e quindi non lo ripeto, vi dico solo che con la parola eclettico intendo un intellettuale che a 360 gradi, come si dice, affronta diverse attività scrittorie, dimostra Alessio Patti, o meglio conferma il suo amore per la Sicilia e per il dialetto, lui dice la lingua siciliana. E in quest'ultimo lavoro, poi non sappiamo se è l'ultimo, lo farei ancora, in quest'ultimo lavoro coglie del dialetto, vogliamo dire la lingua siciliana, tutte le possibilità espressive, evitando magari dei municipalismi o espressioni troppo gergali. E qualche esempio: o amante Babbasuni, oppure ricordate la scena, è l'allodola, non è l'allodola, e non era la cupiddina e l'allodola, evidentemente in dialetto siciliano non c'è il corrispettivo di allodola. Arbitrio del traduttore? Io credo di no. È la necessità di trovare nel siciliano la parola equivalente, la parola altra, che non tradisca però lo spirito del testo tradotto. Posso solo intuire cosa abbia provato Alessio Patti nel tradurre in siciliano quando ha trovato la parola giusta, quella e nessun'altra. E forse ha provato la felicità di chi ha raggiunto la massima adesione possibile al testo da tradurre. Adesione che ha poco a che fare con la tecnica linguistica e molto più, è stato anche detto, con l'intima adesione emotiva
al dramma di Shakespeare. Dramma che il siciliano Alessio Patti, eclettico, intellettuale e innamorato della sua Sicilia, ha tradotto nella lingua, nel dialetto siciliano, quello che noi parliamo, che si sta perdendo per la scolarizzazione di massa e perché i ragazzi per lo più sono italofoni. Quello che si sta perdendo è che la nostra preziosa lingua siciliana. Grazie.